Conta dei danni sulle colture dopo l'eccezionale grandinata che ieri sera ha colpito dal Bassanese alla Pedemontana Trevigiana fino al Vittoriese. La Regione decreta lo stato di emergenza. Autoce di strada nella notte lungo la Transpolesana tra il Veronese e il Rodigino. Un automobilista perde la vita nello schianto. Tragica fine per un 55enne imprenditore trevigiano colto da malore fatale al volante del suo camion proprio davanti alla casa nella quale avrebbe dovuto scaricare del legname nel Padovano. Amministrativi 2019, alle 12, chiusi i termini per la presentazione delle liste e i candidati. Il 26 maggio al voto 321 comuni in Veneto. Al voto 26 maggio anche per le europee, area di resa dei conti tra gli alleati Lega e Movimento 5 Stelle al governo. Ieri sera il segretario regionale del Carroccio a 20 e 10, frattura quasi insanabile, dice esecutivo a rischio dopo il voto. Donato abbandonato Rosolina ai nostri microfoni, l'infermiera che per prima ha accudito il piccolo e che gli ha scritto una commovente lettera. Dal 6 al 12 maggio a Padova la settimana della scienza e dell'innovazione, 80 appuntamenti e 200 relatori ripercorrendo le orme di Galileo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano l'eccezionale grandinata che ieri sera, come sapete, ha colpito diverse zone del Veneto, dal Bassanese al Pordenonese, passando per la Pedemontana Trevigiana, e per il Vittoriese, arrivando fino appunto in Friuli al Pordenonese, colpendo anche in parte la zona del Prosecco. È notizia di poco fa che il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti da opere pubbliche del territorio a causa di queste grandinate, e l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, sta compiendo sopralluoghi nelle aree della Pedemontana colpite ieri dal maltempo per una prima verifica dei danni che le coltivazioni del settore agricolo hanno subito. Grandine come neve, dicevamo, è una spessa coltre bianca che ha causato danni ma anche molti disagi. Vediamo. Prima l'area del Bassanese, poi la Pedemontana Trevigiana, le colline del Prosecco, il Vittoriese e quindi Pordenone. È questa la fascia colpita nella serata di ieri dall'impressionante grandinata che ha letteralmente ricoperto verso le 21 strade e campi. Chicchi come palline da ping pong a Bassano, grandine sottile, simile a neve ad un primo sguardo, più in là tra Vidor, Valdobbiadene, Miane, Follina e Pieve di Soligo, dove una coltre bianca ha ricoperto le strade creando problemi alla circolazione. In molti a quell'ora stavano infatti rientrando a casa. A Follina il ghiaccio è arrivato a una ventina di centimetri, costringendo i più a fermarsi. Difficile e di certo pericoloso procedere con la grandine che faceva slittare le ruote e sbandare le auto. Una grandinata eccezionale, immortalata in moltissime foto postate sui social, che ha costretto a un super lavoro i vigili del fuoco di Treviso e dell'intera provincia, tutti in servizio sul territorio nella serata. Timori per i vigneti subito rientrati, la grandinata precoce si è abbattuta sulle viti in una fase di germogliazione in cui non ha potuto causare danni seri. A Monfumo diversi gli interventi per taglio di piante abbattute dal forte vento, e sempre qui si è verificata anche una frana. Dove dunque non si è abbattuta la grandine ci ha pensato il vento a provocare disagi, come nella zona sud di Treviso. Problemi sia in autostrada, sulla 27 e all'aeroporto Canova. Stamattina sole di nuovo splendente un po' ovunque, ma si tratta solo di una breve tregua. Nuove precipitazioni sono attese già da domani. Ringraziamo per alcune delle immagini che avete visto QDP News. C'è una prima stima intanto della Coldiretti di Vicenza. Il commento è la nota del presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e anche il direttore Roberto Palui. Danni più ingenti sembrerebbero riguardare nel Vicentino il mais appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere, dicono i vertici di Coldiretti Vicenza, i prossimi giorni per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ciliegi, anche se non sono da escludere danni anche a queste colture. Quindi un primo report viene da Vicenza, riguarda soprattutto il mais. Adesso la sicurezza stradale, la tragedia che è avvenuta nella notte sulla Transpolesana, un incidente con un'auto uscita fuori strada che non ha coinvolto fortunatamente altri mezzi, uno scontro mortale che è avvenuto intorno alle 4 in direzione Rovigo sulla Transpolesana. Sul posto il 118, un'ambulanza, un'automedica e carabinieri di Legnago. Ancora non c'è
non è stata resa nota l'identità della vittima che è morta in questo terribile schianto, l'ennesimo schianto in Veneto in questo inizio di 2019 davvero tragico. Un altro invece tragedia nella mattina a San Giorgio in Bosco, non è però un incidente stradale ma una tragedia, un malore fatale che ha colpito il 55enne di Castelfranco Paolo Vecchiato, titolare del Vecchiato Legnami a Castelfranco, che è morto nel camion parcheggiato davanti alla casa nella quale avrebbe dovuto scaricare il carico di legname che era stato ordinato da un privato a San Giorgio in Bosco. A trovarlo senza vita è stato proprio il proprietario dell'abitazione che aspettava il carico, aveva visto il camion fermo ma non notando nessuno, è andato a controllare, ha trovato Vecchiato esanime al volante. L'uomo ha chiamato i soccorsi, ha adagiato il 55enne in strada tentando disperatamente di rianimarlo. All'arrivo dei soccorritori purtroppo non c'era più nulla da fare per il 55enne. E intanto restano gravi le condizioni della giovane automobilista coinvolta ieri nello schianto sulla Translagunare a Chioggia. Ci aggiorna sulle sue condizioni Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria. Buongiorno da Chioggia, una ragazza in prognosi riservata, un uomo ferito e il traffico sulla Romea che è stato bloccato per oltre 2 ore. È il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sul ponte Translagunare tra Chioggia e Valli. Erano circa le 16:45 quando una Peugeot che procedeva in direzione Valli, guidata da una 23enne di Milano, si è scontrata frontalmente con un camion a 3 assi che si dirigeva proprio verso Chioggia. Un impatto violentissimo, il mezzo pesante è stato rovesciato fuori dalla sede stradale proprio a cavallo del guardrail in prossimità della laguna. L'auto invece nell'urto è stata completamente distrutta, tanto che i vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dagli abitacoli, tra cui la 23enne milanese. I pompieri hanno dovuto proprio tagliare letteralmente le portiere dell'auto. La ragazza era al posto di guida con gli airbag esplosi, coperta di sangue ma cosciente, e viste le gravi condizioni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è ricoverata in rianimazione con fratture multiple. Il conducente del camion, invece, un 69enne residente a Dolo, è stato portato all'ospedale di Chioggia, dove gli è stata diagnosticata la frattura di un polso. Dai primi rilievi sembrerebbe che all'origine dell'incidente ci sia un sorpasso azzardato o per una distrazione da parte dell'utilitaria che ha invaso la corsia del mezzo pesante, provocando lo scontro tra i due veicoli. La Romea è stata riaperta al traffico in una sola direzione di marcia dopo circa 2 ore. Fino alle 20:30 la situazione è rimasta tale. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Dalla cronaca adesso alla politica. Se a livello nazionale tutti gli occhi sono puntati alle europee, il 26 maggio in Veneto andranno a rinnovo anche ben 321 comuni, 21 dei quali oltre i 15.000 abitanti, e poco più di 40 minuti fa alle 12 è stata la chiusura dei termini per la presentazione di liste e candidati. Chiusura oggi a mezzogiorno dei termini per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali del 26 maggio che si terranno quest'anno contemporaneamente alle elezioni europee. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda elettorale per eleggere i nuovi europarlamentari italiani e rinnovare sindaco e consiglio del proprio municipio. Se Rovigo, causa crisi di maggioranza, è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia chiamati alle urne, è la provincia di Vicenza invece ad affrontare la tornata più vasta, 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono entrambe con 56 comuni Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol. 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago. 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti. A rinnovo Longarone, ma anche alcuni dei comuni simbolo della devastazione per il maltempo di fine ottobre, da Agordo a Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi Noale, Scorzè e Spinea. Nota a parte meritano
sono i 5 centri che andranno al voto per la primissima volta. Si tratta di quelli nati dalle fusioni: Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. Questa è la carica dei comuni. Per conoscere con esattezza le cifre dell'esercito dei candidati occorrerà aspettare la chiusura ufficiale dei termini. Questo per quanto riguarda le elezioni amministrative. Come sappiamo, come è stato più volte detto, si vota anche per le elezioni europee nello stesso giorno, e ieri nella sede della Corte d'Appello di Venezia è stato composto l'ordine della scheda elettorale per le europee per la circoscrizione Italia nord-orientale. Il primo simbolo a comparire sulla scheda elettorale sarà quello di Europa Verde. Dopodiché a seguire sono stati sorteggiati i simboli di Lega Salvini, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Partito Pirata, il Popolo della Famiglia, Partito Animalista, Partito Democratico, la Sinistra, Popolo Partite IVA, Più Europa, Movimento 5 Stelle, Popolari per l'Italia, Forza Nuova, Berlusconi Forza Italia, Sud Tirolo e Volkspartei, lista collegata a Forza Italia, Partito Comunista e Casa Pound, Destra Unite. Questo è l'ordine che verrà trovato sulla scheda elettorale, ordine che dovrà essere rispettato anche nella composizione delle caselle delle schede elettorali. E per quanto riguarda le europee, da diverso tempo, da più parti all'interno della stessa compagine di governo, si vocifera, si dice che le europee saranno anche un termometro dell'alleanza di governo, una resa dei conti dopo le urne del 26 maggio, la conferma venuta ieri sera dalle parole del segretario regionale del Carroccio, Gian Antonio Dorè, che è anche candidato alle elezioni europee, che era ospite di 20 e 10, che ha fatto capire come le fratture tra i vertici Salvini e Di Maio nello specifico sono quasi insanabili. Sentite le sue parole ieri sera. Ci sarà una resa di conti al giorno dopo delle europee, e credo che anche il governo, soprattutto con questi lanci che fa sicuramente il vice premier Di Maio nei confronti della Lega, lasceranno sicuramente un solco profondo e probabilmente anche indelebile. Le elezioni europee sono uno spartiacque importantissimo, perché la Lega, ricordo, è al governo con il 17%. È al governo con un patto di governo successivo, cioè successivo alle elezioni, e se la Lega avrà un risultato straordinario e i 5 Stelle magari un risultato negativo, è chiaro che cambiano subito i fattori in campo, e quindi io penso che questo governo possa avere delle serie difficoltà per proseguire nel suo cammino, ed è facile che ci sia un commissariamento e si possa andare al voto magari prima di fine anno, perché questo si vocifera, si parla, si dice e non si dice. Quante chance dà a questo governo in percentuale dopo le europee, sinceramente? Ma sinceramente... Quanto sopravvive in percentuale? Ma secondo me sarà molto difficile, diciamo che sopravvive per il 30%. Queste le parole di Darè. Altre parole invece, ed è tutt'altra situazione, tutt'altra vicenda, sono le parole commoventi di un'infermiera, Giorgia, un'infermiera di Rovigo, ed è la prima che ha accudito il bimbo neonato abbandonato a Rosolina qualche giorno fa, salvato, ora sta bene, c'è anche una corsa solidale per l'adozione. Gli angeli che l'hanno salvato li abbiamo incontrati ieri a Rovigo, a partire proprio da lei, da Giorgia, che in qualche modo gli ha dato anche il nome al piccolo salvato. Caro Giorgio, mi piacerebbe che un giorno lontano qualcuno possa farti leggere questa lettera. Avevi i piedini e le manine gelate, abbiamo alzato il riscaldamento al massimo, mentre Marco ripartiva ti ho preso in braccio e ti ho posato al mio petto. L'ho scritta perché mi piacerebbe molto che un giorno Giorgio mi conoscesse. Queste parole forse il piccolo Giorgio le potrà rileggere quando sarà grande, così potrà conoscere la persona che lo ha preso in braccio, riscaldato, salvandogli la vita, la persona da cui ha ricevuto il nome. Giorgia Cavallaro è l'infermiera che insieme ad altri 2 medici era in servizio al pronto soccorso della casa di cura Madonna della Salute di Portoviro la mattina in cui il piccolo Giorgio, a poche ore dalla nascita, è stato abbandonato in un borsone da tennis fuori dal cimitero di Rosolina. La paura e l'orrore perché all'inizio sembrava che il neonato fosse morto, poi la gioia e la speranza quando invece
iniziato a piangere. L'ho portato immediatamente in ambulanza e lì ho fatto la prima valutazione facendogli l'indice di Apgar che era assolutamente ottimale. Il bambino era ancora un po' umido, quindi l'abbiamo asciugato, l'abbiamo messo in un lenzuolo sterile, gli abbiamo clampato il cordone ombelicale. Un esserino piccolo ma con una forza enorme, riscaldato, coperto e accarezzato da Giorgia, si è aggrappato alla vita e oggi sbatte i suoi piedini dentro la culla nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo. Giorgia, 35 anni, sa che quel piccolo fagottino è entrato in modo così roccambolesco nel suo cuore e vi rimarrà per sempre. Lei vorrebbe adottarlo, ma sono molte le persone che già stanno facendo richiesta. È un complimento che va fatto al sistema sanitario nostro, della nostra regione, del nostro Polesine, dei nostri operatori che anche in una situazione così eccezionale hanno dimostrato un'altissima professionalità. Una domanda su tutte che non ha risposta: come si fa ad abbandonare un bimbo così piccolo a poche ore dal parto? Ma per questo neonato, a cui qualcuno voleva negare l'amore di una famiglia, invece si potrebbe trovare presto una mamma e un papà pronti a prendersi cura di lui. Lui, un piccolo miracolo, salvato anche dalla guida da Formula 1 di Marco Marangon. Quando ho acceso le sirene da Rosolina per recarmi all'ospedale di Adria con il bimbo, mi hanno detto: guarda, hai acceso le sirene, ha fatto un sussulto come per diciamo svegliato ancora di più su quello che era l'accaduto, ecco. E sono stato, fra parentesi, contento. E mentre Giorgio riceve amore, coccole e cure, i carabinieri stanno proseguendo le indagini per identificare la madre. Incontrarti in un futuro, sarebbe bello vedere come sei diventato. Ti auguro di diventare un uomo con dei valori positivi, uno disposto a qualunque sacrificio per proteggere il proprio bambino. Ciao Giorgio. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Tarso, adesso siamo nel Trevigiano, dove c'è la ferita di questo sfregio ai tricolori che gli alpini avevano esposto in occasione della visita anche del Presidente della Repubblica per il 25 aprile. Le penne nere li hanno subito sostituiti, ma è caccia anche a questi vandali. Voi alpini qui di Tarso, cosa avete pensato? Beh, la prima cosa è di metterla a posto subito e basta. Nemmeno il tempo di vederle strappate, che le penne nere le hanno subito sostituite. Ecco gli ultimi due tricolori degli oltre 50 sfregiati nel centro di Tarso nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Un taglio al centro, probabilmente con un rampino o un taglierino montato su una canna estensibile. Un malanno lungo oltre 1 chilometro, tanto coprono i tricolori della strada principale di Tarso, che domenica vedrà la sfilata sezionale. Questo gesto a voi non vi ferma nella donata sezionale? No, assolutamente, anzi ribadiamo ancora di più la nostra appartenenza, la nostra alpinità sotto l'ombra del tricolore. Facile pensare che più verso gli alpini il gesto vandalico sia legato alla presenza del Capo dello Stato nella vicina Vittorio Veneto. Le bandiere qui a Tarso gli alpini le avevano predisposte già più di un mese fa, quindi che il fatto sia accaduto a ridosso del 25 aprile sinceramente fa un po' pensare. Senta, per voi come comunità di Tarso cosa significa aver avuto le bandiere strappate? È un brutto gesto, è un gesto io direi anche vigliacco, cioè se qualcuno ha qualcosa da dire ci sono le sedi opportune, c'è il modo opportuno di farlo, prendersela contro la bandiera italiana di notte è stato un'offesa sia a quello che rappresenta ma anche al grande lavoro che stanno facendo gli alpini per il nostro paese e soprattutto per la comunità di Tarso. Sindaco che ammonisce gli autori a presentarsi dai carabinieri di Cison che stanno indagando perché sarà gran difficile che sfuggano alla giustizia. Assolutamente sì, telecamere ce ne sono. Per gli alpini, a parte la delusione per il gesto, non cambia nulla. E noi cominciamo appunto domani sera con uno spettacolo teatrale, domenica anche se piove ci sarà l'ammassamento, la sfilata alle ore 10 puntuali. Il 31 maggio invece il Giro d'Italia sarà a Treviso, c'è un lungo mese di eventi dedicati alla Carovana Rosa, ma anche eventi legati all'uso della bicicletta. Per incentivarne proprio l'uso, il Comune lancia il progetto Ciclopolitana.
Concorsi, appuntamenti gastronomici, eventi sportivi, visite guidate, maggio mese in rosa a Treviso, aspettando la 19ª tappa del Giro d'Italia che partirà da Borgo Mazzini venerdì 31, arrivo a San Martino di Castrozza. Una lunga festa delle due ruote che coinvolgerà comune, Ascom, associazioni culturali e sportive, con piatti e dolci dedicati alla carovana rosa, corse podistiche, voga sul Sile, mostre e mercatini. Un entusiasmo generale sulla cui scia l'amministrazione di Cassugana ha deciso di lanciare il progetto Ciclopolitana con un radicale restyling e l'ampliamento della rete ciclabile cittadina per spingere i trevigiani che usano mediamente l'auto per percorrere 4 km al giorno a convertirsi alla bicicletta. Questa grande rete di piste ciclabili tra esistenti e nuove realizzazioni che andremo ad ultimare proprio nelle prossime settimane. Noi vogliamo far sì che i nostri cittadini lasciano in garage l'autovettura e la sostituiscono con la bicicletta, che non sarà più un mezzo lento ma sarà un mezzo veloce, visto il problema del traffico che purtroppo caratterizza la nostra città. Da parte nostra noi metteremo il supporto tecnico, questo è poco ma sicuro, sia per biciclette normali anche biciclette assistite per la città, non solo bici da corsa ma anche bici da città. Cerchiamo di far risparmiare un po' di tempo agli automobilisti e facciamo recuperare il tempo andando in bici. Nel frattempo ci sarà da godersi la tappa del Giro, con Treviso ancora una volta protagonista. E poi passiamo per Villorba, per il Montello, per il San Boldo, via via su per il Trentino, quindi San Martino e Castrozza. Quindi cerchiamo di far passare un po' i ciclisti, i nostri ciclisti, per le più belle strade della provincia. Dal 6 al 12 maggio invece a Padova la settimana della scienza e dell'innovazione. Che Galileo Galilei fosse uno scienziato è noto a tutti, che fosse pure un innovatore, viste le bacchettate ricevute dai suoi contemporanei, è altrettanto noto. È passato qualche anno da quando Galileo bazzicava la città del Santo, ma il suo spirito libero è ancora ad esempio da queste parti, tanto che dal 6 al 12 di maggio si terrà proprio a Padova la settimana della scienza e dell'innovazione, il cui fulcro sarà la cerimonia di consegna del premio Galileo per la divulgazione scientifica. La manifestazione nasce dal connubio fra questo prestigioso premio e il Galileo Festival dell'Innovazione, che hanno unito le forze per dare alla luce un maxi cartellone di eventi e proposte che coinvolge decine di realtà del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale e associativo, mettendole in rete con le istituzioni cittadine per proporre iniziative nelle proprie sedi o negli spazi del sapere padovano. Un bel modo per aprire al mondo i luoghi della scienza, come lo Scrigno delle Meraviglie dell'Accademia Galileiana. Bisogna dire che è un'accademia in cui si fondono le due culture, quella umanistica e quella scientifica, e questa interazione tra umanisti e scienziati è il bene più prezioso, si può dire, di questa accademia, perché consente quella interazione che altrimenti non è più possibile trovare, quell'interazione che non è più possibile trovare in altre situazioni. Il premio Galileo si inserisce quindi in un cartellone con oltre 80 appuntamenti e 200 relatori, costruito con l'obiettivo di permettere a tutti di scoprire idee e progetti che cambieranno il futuro. A Padova arriveranno grandi nomi della ricerca scientifica, al centro del dibattito il tema della formazione delle competenze per le imprese che innovano con il coinvolgimento dell'università. Padova oggi è un grande luogo di produzione scientifica, di ricerca, di innovazione, che vede un dialogo serrato tra mondo della ricerca scientifica e di imprese, che è un po' la filosofia che ci ha portati a costruire questa settimana della scienza come luogo di scambio tra istituzioni scientifiche e società padovana, grazie al concorso veramente di tantissime istituzioni di ricerca scientifica presenti nel territorio. È tutto per questa prima edizione, vi lascio al meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sulle nostre regioni, anche se non sarà da escludere una lieve instabilità sui monti. Ma vediamo il dettaglio di sabato 27 aprile. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però sarà possibile qualche rovescio o temporale, specie sui rilievi del Bellunese. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 21 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà inizialmente bel tempo con tanto sole dappertutto, ma anche in questo caso col passare delle ore sarà possibile qualche piovasco sulle Alpi, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato. Il cielo si presenterà con poche nubi a carattere sparso, salvo per isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.